Grazie Presidente, colleghi, assessori. L'inquinamento atmosferico che avvelena l'aria delle città e campagne europee provoca ogni anno circa 491.000 morti premature nei 28 Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini europei sono esposti a livelli di polveri sottili, PM10, PM2,5 e ozono superiori ai limiti di legge, ovvero a quelli delle direttive dell'Unione Europea sulla qualità dell'aria e anche a quelli indicati dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Questi sono dati ufficiali dell'Agenzia Europea sull'Ambiente, la EEA, contenuti nel rapporto Air Quality in Europe 2015 pubblicato il 30 novembre 2015. Quindi è una autorità europea che purtroppo ci dice che in Europa le cose non vanno bene. Tra le regioni più inquinate d'Europa troviamo la macro area della pianura padana, dove tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna e purtroppo il Veneto. Per quanto riguarda le morti premature in Italia, dovute alle polveri sottili, questo rapporto parla di 84.400 cittadini italiani che per la maggior parte si concentrano in queste tre regioni e quindi anche qui da noi in Veneto. I componenti che maggiormente preoccupano l'Agenzia Europea Ambiente sono le polveri, PM10 e 2,5, l'ozono e il benzoapirene. Il dottor Morando Soffritti dell'Istituto Ramazzini di Bologna nel marzo 2009 sottolineò che ad ogni aumento delle polveri sottili di 10 microgrammi per metro cubo si registra un aumento purtroppo del 4% di tutte le malattie ed un incremento dell'8% dei tumori polmonari. Questa situazione di grave inquinamento dovrebbe limitarsi all'adozione dei piani dell'aria. Non dovrebbe limitarsi all'adozione dei piani dell'aria questa situazione di grave inquinamento, ma dovrebbe trovare risposte più adeguate come l'effettuazione di una valutazione di impatto sanitario, ad esempio. Oggi in Italia e in Veneto manca questa attenzione verso la salute, anche se alcuni Stati europei già hanno una legislazione molto attenta a riguardo. Proprio perché siamo in presenza di un'emergenza sanitaria, questo piano doveva essere, a mio avviso, compito soprattutto dell'assessorato alla sanità, perché qui parliamo di gente, di nostri cittadini, che si ammalano o peggio che muoiono. A dirci che le cose in pianura padana vanno male, anzi malissimo, è la stessa Unione Europea. L'Italia è stata condannata il 19 dicembre 2012 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la violazione della direttiva sulla qualità dell'aria. Una condanna arrivata dopo anni di procedura di infrazione, 2012. Quindi come nazione siamo dei pregiudicati proprio su una materia strettamente connessa con la nostra salute. Il 10 luglio 2014 nei confronti cioè dell'Italia, è stata inoltre aperta una nuova procedura di infrazione dalla Commissione Europea, sempre per la violazione della direttiva sulla qualità dell'aria. Da sottolineare che le sanzioni europee arrivano solamente in caso di recidiva e la seconda sentenza di condanna è ormai vicina con tanto di sanzioni a seguito. Oggi restiamo sotto procedura di infrazione e la risposta adeguata che il Veneto doveva dare non è data da questo piano. Attualmente abbiamo un piano regionale di tutela e risanamento all'atmosfera che risale a 12 anni fa, ovvero all'11 novembre 2004, che non ha prodotto risultati evidenti positivi. Questo piano si è dimostrato inefficace ad affrontare la grave situazione di inquinamento atmosferico e la condanna della Corte di Giustizia. La Regione ha approvato bandi che sono più specchietti per le allodole, di pura propaganda elettorale, senza adottare azioni concrete per affrontare questa emergenza sanitaria e ambientale. Erano stati stanziati fondi come 2 milioni per rottamazioni di vecchi veicoli, con contributo a circa 1.000 euro per privato. Poi 2 milioni per rottamazione di stufe o acquisto di stufe a biomasse legnose con maggiore efficienza. 1,1 milioni per il bike sharing, ovvero per lo spostarsi in bicicletta con sistema a noleggio per quanto riguarda i comuni.
Si tratta di elemosine pari a 40 centesimi di contributo cittadino per la rottamazione dei veicoli e stufe e 2.200 euro per ogni comune per il bike sharing. Con queste cifre non si risolve assolutamente nulla. Da una verifica che ho voluto fare di questi dati che vengono ancora adesso pubblicizzati nelle pubblicità della giunta regionale, in particolare della precedente giunta, ho chiesto al settore tutela di vedere come stanno i dati attuali e risulta questo, che per quanto riguarda questi provvedimenti e altri minori, c'è stata stanziata una somma di 5.985.000 euro. Però di questi 5.985.000 euro risulta che la somma impegnata è di 1.603.000 euro e la somma erogata di questi 5.900.000 euro è pari a 178.000 euro. Non ci siamo. Le azioni messe in campo previste non sono poi di fatto, e i numeri parlano chiaro, state messe in atto, rese operative. Ad esempio il Piemonte nel 2008 ha emesso un bando da 100 milioni di euro per finanziare investimenti aziendali in impianti energetici ad alta efficienza, a cui hanno risposto oltre 400 imprese. Si vede che siamo da 5 milioni a 100 milioni, poi se vediamo i soldi spesi in Veneto di quei 5 milioni c'è da preoccuparsi. Speriamo che nel futuro le cose cambino. Dopo la condanna della Corte di Giustizia europea del 19 dicembre 2012, le sanzioni europee potrebbero arrivare a viaggiare attorno ai 100-200 mila euro al giorno. In totale si parla di diversi miliardi di euro. Meglio investirli e muovere l'economia, innescare anche cambiamenti economici virtuosi verso le fonti rinnovabili, verso il fotovoltaico e non solo. Con investimenti nel settore delle rinnovabili potremo anche rilanciare l'economia dando risposte concrete alla piaga della disoccupazione che colpisce il Veneto. Dovremmo ricercare e quantificare i costi sanitari di queste migliaia di morti e ammalati a causa dell'inquinamento dell'aria. Sappiamo tutti che la fetta maggiore del bilancio della Regione Veneto va in spese per il comparto sanitario. Se partendo dai dati dell'Agenzia Europea Ambiente la Regione Veneto calcolasse i costi economici causati dall'inquinamento dell'aria, ci sarebbero delle motivazioni importantissime per far cambiare rotta all'attuale politica che non vede interventi incisivi. Ci sono poi altri tipi di danni da inquinamento dell'aria, come quelli all'agricoltura e alla biodiversità. Il piano che esaminiamo oggi contiene ottime analisi sullo stato attuale, con decine e decine di pagine piene di dati molto importanti che parlano da soli. E qua va sicuramente ringraziata l'ARPAV, gli uffici regionali e l'assessorato per il lavoro svolto, anche se purtroppo spesso sono dati vecchiotti, come è stato tra l'altro ricordato. Questo piano è una valida rassegna delle linee strategiche adottabili. Il piano però è decisamente carente sotto il profilo decisivo della fase attuativa e operativa. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, non c'è nessuna novità sostanziale rispetto al piano attuale, nessuna idea di gestione, nessuna politica capace di cambiare la situazione. Ci si preoccupa molto di ribadire che non c'è la bacchetta magica e che bisogna lavorare per convincere la gente di ciò. Dobbiamo però dire chiaramente che lavorare sulle misure strutturali non significa che nell'immediato non si deve fare nulla o quasi. Le misure strutturali vanno comunicate alla gente, preparate, accompagnate con formazione e informazione diffusa, coordinate con una coerenza granitica con le altre misure e politiche regionali. Perché vorrete convenire, in italiano strutturale non è sinonimo di impossibile o di rinviabile alle calende greche. Circa alla coerenza con le altre politiche regionali, mi riferisco al fatto che non si può fare un piano che prende atto della necessità di misure strutturali e di sistema e poi puntare su nuove cementificazioni, nuovi edifici nelle campagne, con la scusa del commercio o della caccia, nuovi centri commerciali, addirittura strade doppioni delle esistenti, oppure puntare sulla continua autorizzazione di pseudo cogeneratori e centrali a biomasse. Ma specialmente non si può fare un piano per le energie rinnovabili che punta tutto sulla combustione delle biomasse e non sulle rinnovabili pulite e sulla riqualificazione energetica, sapendo come ammette lo stesso piano dell'energia che l'inquinamento dell'aria nelle migliori delle ipotesi aumenterà e nella peggiore aumenterà di molto. In una slide che ci è stata presentata proprio sul piano dell'energia si legge che alcune azioni attivabili in ottica di filiera è
promuovere l'uso delle biomasse legnose per riscaldamento a scala domestica, quando sappiamo che purtroppo sono le biomasse che causano molto inquinamento, particolarmente riferito alle polveri. Ma restiamo a questo piano. E l'altro errore di fondo: chiarire che servono le misure strutturali di lungo periodo non deve servire per non far nulla nella gestione delle emergenze puntuali. Sappiamo bene dalle misurazioni ARPAV che in certi periodi dell'anno e in certe fasce orarie ci sono delle punti anche molto rilevanti dei livelli di inquinamento, basta pensare al mese di dicembre e gennaio di quest'anno. Per esempio, ogni intervento, ad ogni inverno ci ritroviamo con queste prevedibilissime emergenze e puntualmente partono tavoli e concertazioni con i quali si perdono giorni preziosi sperando che piova e comunque alla fine si passa la palla ai sindaci lasciandoli liberi di fare o non far nulla. A mio avviso questo si chiama scaricabarile. Puntualmente assistiamo alla scena di sindaci responsabili che per quanto poco qualcosa cercano di fare e di altri, confinanti, che in buona o malafede si nascondono dietro la loro impotenza nel contrastare fenomeni di area vasta e non fanno proprio nulla, nemmeno quello che potrebbero fare, per esempio vietare i fuochi all'aperto di Ramaglie. Perché il piano non prevede che, verificata una generalizzata situazione di inquinamento su scala regionale, non partano a tutti i sindaci veneti alcune prescrizioni automatiche di emergenza? Abbiamo avuto dei livelli anche di 200 microgrammi metro cubo, cioè 4 volte tanto il massimo di 50. Per esempio il famoso divieto di fuochi all'aperto di Ramaglie, o ancora le prescrizioni di informare la popolazione che almeno eviti le attività all'aperto nelle ore più pericolose, o ancora sensibilizzare la popolazione affinché faccia un uso attento e responsabile della legna da ardere, evitandone la combustione in camini aperti. Ma altre misure automatiche potrebbero essere promuovere il carpooling, limitando il traffico attorno alle scuole o nei centri cittadini, alle sole auto con almeno 4 persone a bordo, incentivare chi installa pompe di calore elettrica fotovoltaico, misure attualmente non coperte da incentivi statali. Ora assistiamo alle sceneggiate dove, ad esempio, sindaci come quello di Valdobbiadene vieta i fuochi all'aperto da novembre a marzo. E il dirimpetaio di Pederobba, che di fronte a dati che comprovano una situazione critica, non prende assolutamente nessun provvedimento, accusando chi protesta di essere terroristi o sciacalli. Questo accade. Ho volutamente fatto l'esempio di 2 sindaci di destra e di 2 comuni limitrofi per dimostrare che la capacità e la responsabilità non ha colore politico, ma anche per chiedere che senso ha una misura come il divieto di combustione all'aperto attuato in un comune ma non in quello limitrofo? Questa è un po' la situazione che si andrà a ripetere nuovamente con questo piano. Un altro esempio virtuoso e responsabile è quello di Treviso, che ha imposto nei giorni dell'emergenza le targhe alterne quando i comuni contermini non lo hanno fatto. L'inquinamento atmosferico non conosce confini, cari colleghi, cari assessori, e vado a concludere. Il piano dunque fa un elenco di molte misure, ma non è concretamente operativo e non prevede misure incentivanti, innovative e in grado di innescare un cambiamento importante. A differenza di altre scelte di vita, come l'alimentazione e la mobilità, i nostri cittadini non possono scegliere il tipo di aria che vogliono respirare. E perciò questo piano doveva prevedere maggiori garanzie. È un piano vecchio, lo dicono i dati su cui si basa, stanco e privo di inventiva. Francamente è un piano che sotto questo profilo non si addice a una misura di un governo veneto che ama definirsi, come lo sono davvero i suoi cittadini, concreti ed efficaci. Avevo preparato una ventina di emendamenti utili ad attivare a livello regionale misure precise di facile attuazione, utili soprattutto per i periodi di emergenza, ovvero quelli quando si superano i 50 microgrammi di polveri sottili per metro cubo. Mi sono confrontato con l'ufficio legislativo, non è stato possibile proporli perché, come mi hanno spiegato, serve modificare le norme di riferimento, ma qui stiamo parlando di un piano. E pertanto mi sono limitato a parte 1 a fare degli emendamenti che chiedono alla Giunta, hanno tutti lo stesso scopo, tutti lo stesso obiettivo, visto che la Giunta deve fare una serie molto importante di delibere in merito, che quelle delibere vengano fatte in tempi più rapidi.
ormai penso che gli uffici conoscono queste delibere e le avranno in cantiere da 2 anni, visto che il piano era partito, doveva essere approvato nel 2014. Quindi l'intento è quello di prevedere la scrittura e l'approvazione di quelle delibere dimezzandone i termini. Faccio un esempio: se dovevamo farla entro 12 mesi l'approvazione del piano, facciamo sta delibera entro 6 mesi. Se la dovevamo fare entro 6 mesi, facciamola entro 3 mesi. Quindi ci è stato presentato in commissione un documento, a mio avviso, blindato, perché appunto è un'opera che modellerà e verrà modellata nella sua totalità da molte delibere appunto che farà la Giunta, un documento di oltre 600 pagine, difficilmente modificabile, perciò oggi il Consiglio regionale si limiterà a un ruolo di mera ratifica di quanto già deciso dalla Giunta. Quella di oggi, pertanto, è un'occasione mancata per dare risposte concrete ed efficaci a questa situazione di emergenza quasi unica a livello europeo. Grazie.